però abbiamo una situazione che non è più sostenibile. Il quesito che avevamo posto ai nostri attivisti 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo chiesto se appoggiare il governo Draghi, era un governo che difendesse le principali conquiste del Movimento 5 Stelle. Il senatore trevigiano Gianpietro Girotto spiega così la decisione dei 5 Stelle che ha portato alla crisi di governo e alle dimissioni di Draghi, ma a riprova di quanto caotica sia la situazione anche all'interno dello stesso movimento sono le affermazioni su come i 5 Stelle si muoveranno di qui a mercoledì, quando Draghi riferirà in aula. Nei prossimi 5 giorni noi siamo aperti, dialogheremo con tutte le forze politiche e con il Presidente Draghi per cercare la migliore soluzione. Intanto Forza Italia e Lega chiudono la porta ai 5 Stelle. Non si può più contare su di loro, si legge in una nota congiunta dopo una telefonata tra Salvini e Berlusconi, ma si continua a lavorare per cercare una via d'uscita. Abbiamo poco tempo. Per mercoledì bisogna trovare un altro patto di mini legislatura. Votare ad ottobre, votare ad aprile, secondo me non sono quei 4 mesi che cambieranno la vita degli italiani, però bisogna trovare una soluzione perché i problemi sono tantissimi e bisogna dare soprattutto fiducia a Draghi, metterlo nelle condizioni di poter lavorare. Italia Viva lancia una petizione online e lavora per un Draghi bis. Noi pensiamo che sia assolutamente possibile ricomporre la situazione. Sarà Mario Draghi a valutare, e il Movimento 5 Stelle, quando si sarà chiarito le idee, a valutare il rapporto tra i due. Per noi si può andare avanti anche senza il Movimento 5 Stelle, però crediamo che il Paese da qui alla prossima primavera abbia delle scadenze importanti che riguardano davvero il futuro delle famiglie e dei cittadini, anche e soprattutto di quelli veneti, e che non ci sia più bisogno di giochetti e scherzi del genere. Sbagliato e irresponsabile il non voto dei 5 Stelle alla fiducia, secondo il PD, al lavoro per ricostruire una maggioranza. Da qui a mercoledì bisognerà vedere se ci saranno le condizioni in Parlamento, con l'assunzione di responsabilità da parte di ogni forza politica, di ricostruire una salda maggioranza attorno al Presidente Draghi. L'Italia ne avrebbe bisogno per la stagione difficile che stiamo vivendo e naturalmente, se non sarà così, è evidente che la strada più probabile è quella di elezioni politiche che ridiano voce ai cittadini. Legislatura finita, al voto subito. Fratelli d'Italia ribadisce la linea di sempre. Io credo che invece oggi si debba essere veramente responsabili, rendersi conto che la legislatura è finita, così come è iniziata, cioè male, e che oggi si debba tornare alle urne perché è possibile dare, e anche in velocità, la parola agli italiani, avere la possibilità di avere un governo forte e coeso come quello che darebbe oggi il centrodestra. Probabilmente l'unica paura del centro-sinistra è proprio questa, e cioè che se andassimo a elezioni adesso il centrodestra vincerebbe, non dico facile, ma vincerebbe queste elezioni.